Bene, ed eccoci qua per la nostra rubrica del Memento, che questa sera dedichiamo a una figura politica che ha fatto la storia in Italia. Ermanno, questa sera parliamo e ricordiamo Enrico Berlinguer. Sì, è un personaggio in un periodo storico, diciamo, abbastanza complesso, perché siamo in una fase intermedia tra la guerra fredda e la fine della guerra fredda, ed Enrico Berlinguer imbocca una politica che è quella della, diciamo, pacificazione e quindi del compromesso storico. Possiamo dialogare, ma questo dialogo naturalmente diventa molto complesso perché a suo svantaggio, diciamo, contro questa nuova idea che poi l'Italia porta avanti, non solo lui ma anche Aldo Moro, si oppongono proprio i due oppositori, i due fautori della guerra fredda, quindi Unione Sovietica da una parte e a maggior ragione l'America. E quindi da qua nascono tutta una serie di vicende che, se è interessante ricordare, ma soprattutto la figura di Berlinguer, perché è il primo che fa lo strappo con l'Unione Sovietica, e con noi abbiamo un personaggio che ci ricorda quell'epoca, con cui potremmo poi parlare meglio di questo segretario del partito che fu un innovatore, e purtroppo Padova fu testimone della sua morte perché ebbe un ictus cerebrale e ci lasciò proprio quel giorno. Nel giugno del con noi 1984. c'è Elio Ermano. Certo, salutiamo Elio Ermano, che ringraziamo per essere con noi. Per i telespettatori a casa, Elio Ermano è uno scultore, ma è stato un esponente politico per molti anni, è stato anche vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. E allora, Ermano, prima di darle la parola, abbiamo preparato un breve servizio nel quale un po' ripercorriamo la figura di Enrico Berlinguer. Lo sentiamo assieme, dopo discutiamo. Enrico Berlinguer, l'ultimo grande segretario del Partito Comunista Italiano. Avrebbe compiuto 100 anni quest'anno Enrico Berlinguer, segretario del PCI, che è morto a Padova l'11 giugno del 1984 dopo aver avuto un ictus 4 giorni prima. Era entrato nel partito nel 1943, quando aveva 21 anni, impegnato come funzionario dirigente del lavoro giovanile nella Federazione Romana, rimase nella Federazione Giovanile Comunista Italiana fino al 1956, un anno difficile per il Partito Comunista a causa dell'invasione sovietica dell'Ungheria. Berlinguer decise di rimanere nel partito e nel 1960 entrò ufficialmente nella direzione. Viene eletto in Parlamento per la prima volta nelle elezioni del 1968. È in quel periodo che Berlinguer inizia a criticare le posizioni sovietiche, sostenendo che non esisteva un unico modello di società socialista, e da qui in avanti sosterrà l'idea di un comunismo europeo indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 1972 viene eletto segretario del Partito Comunista Italiano. Le idee di Berlinguer però non piacevano a Mosca e si sospettò che l'incidente stradale in cui Berlinguer rimase ferito durante una visita in Bulgaria nel 1973 non fosse stato casuale, ma un tentativo del KGB e dei servizi segreti bulgari per eliminarlo. Berlinguer però si riprese e quell'anno scrisse 3 articoli pubblicati su Rinascita che divennero famosi. Dopo il colpo di Stato di Pinochet in Cile, Berlinguer vedeva la necessità di una collaborazione e di una intesa delle forze popolari di ispirazione comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica, oltre che con formazioni di altro orientamento democratico. Questo per dare vita a uno schieramento politico capace di realizzare un programma di risanamento e rinnovamento della società e dello Stato, grazie a un consenso tanto ampio da poter resistere ai contraccolpi delle forze più conservatrici. Il progetto era quello che sarebbe passato poi alla storia come il compromesso storico.
Questa scelta però non piaceva al partito e inasprì la frattura tra il PC e la sinistra extraparlamentare. I movimenti giovanili si contrapposero apertamente alla linea del partito, che lavorava per isolare le Brigate Rosse e le frange violente del terrorismo. Le idee di Berlinguer si incontrarono invece con quelle del leader democristiano Aldo Moro. Durante gli incontri tra i due all'inizio del 1978 sembrava che il compromesso storico potesse veramente realizzarsi, ma il rapimento e l'uccisione dello statista democristiano segnarono di fatto la fine del progetto che in quegli anni di guerra fredda appariva rivoluzionario, ma che non piaceva a Mosca, ma nemmeno a Washington. I drammi del 1978 segneranno il compromesso storico e l'ultima fase della carriera di Berlinguer, che avviene in un contesto di profonda difficoltà. Il PCI e Berlinguer non riescono a frenare né a gestire i cambiamenti politici e sociali degli anni '80 che finiranno per travolgere la Prima Repubblica. Nel 1984, durante un comizio elettorale a Padova, il 7 giugno, Enrico Berlinguer viene colpito da un ictus. Nonostante il malore, ebbe la forza di terminare il discorso, ma morì pochi giorni dopo. Enrico Berlinguer fu segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 fino al 1984 ed è ricordato per il suo ruolo nella politica interna, per la strategia del compromesso storico e la lungimirante denuncia della questione morale. Beh, ecco Ormano, allora 12 anni di segreteria in un periodo particolarmente significativo e difficile per la politica italiana e anche per la politica internazionale. Ma Berlinguer si è battuto guardando avanti, aveva capito come si poteva fare. Beh, intanto un complimento per il vostro servizio che mi pare estremamente preciso, in pochi minuti ha fotografato i tratti fondamentali che credo passeranno anche alla storia del nostro paese, anzi sono già passati. Mi si lasci dire anche una cosa a proposito di anni, sono passati 38 anni da quella improvvisa morte e di fronte a un panorama dove la politica e i politici non brillano eccetto per capacità attrattive, si parla ancora di una figura come Berlinguer. Questo ne dimostra anche tutta la diversità, l'eccezionalità. Ma io credo che a proposito della domanda non ci siano solo gli aspetti che riguardano le innovazioni rispetto alla visione che ha avuto Berlinguer rispetto alla costruzione del cosiddetto socialismo in Unione Sovietica, oppure il compromesso storico che è stato un grande tentativo, non solo italiano, di rompere le grandi divisioni del dopoguerra, il mondo spaccato in due, i pericoli di guerre che c'erano già allora. Ma Berlinguer ha portato anche nella politica italiana tanti temi nuovi, dei quali si parla ancora. Faccio solo due esempi. Io mi ricordo, quelli che abbiamo visto sono i miei anni, io ero un dirigente periferico padovano del Partito Comunista Italiano, ero su quel palco quando è morto Berlinguer a Padova, ma ero anche a Bologna quando Berlinguer, dopo la vice segreteria con Luigi Longo, diventò segretario a tutti gli effetti. Io ricordo Berlinguer come l'uomo che apre anche la stagione dei movimenti e dei diritti. È vero che il divorzio, i diritti civili ebbero la miccia in personaggi come Pannella, come i radicali, ma senza la forza popolare, l'intervento diretto di quelle grandi masse che Berlinguer dirigeva, la vittoria dei diritti civili, una nuova stagione, non si sarebbe certamente aperta. Ma penso anche a un'altra cosa. Berlinguer in quegli anni fece agli intellettuali, in realtà parlava all'intero paese, al Teatro Eliseo di Roma, un comizio, un discorso che si chiamava intorno ai temi dell'austerità. E che cos'era l'austerità? Era il modello di consumo, di vita diverso che preludeva quegli atteggiamenti virtuosi che adesso
abbiamo chiamato da alcuni anni il pensare green, l'ambientalismo. Ecco, in Italia Berlinguer ebbe la capacità di affrontare questi temi per la prima volta, cioè vivere, consumare, produrre in modo diverso, non legati solo al consumismo, al cosiddetto benessere consumista. Ma poi Berlinguer ha detto anche alcune cose, qui torno al punto di prima, certamente di non poco conto se noi pensiamo anche all'attualità di questi giorni. Di questi giorni noi stiamo pensando, parlando, angustiandoci per come l'ex Unione Sovietica, la Federazione Russa, ha in mano, con la guerra d'aggressione all'Ucraina, i destini del mondo. E troviamo nella Russia di oggi la spinta di inerzia di un vecchio nazionalismo pre-sovietico, quasi zarista. Ebbene, Berlinguer aveva detto, lo ha detto il servizio, che non si sentiva più sicuro, lui, capo di un grande partito d'opposizione che si chiamava comunista, si sentiva più sicuro, lo diceva in un'intervista a Giampaolo Pansa, mi pare nel 74, sotto l'ombrello della NATO che non sotto l'ombrello del patto di Varsavia che metteva insieme i partiti che erano le nazioni, sì, certo, che erano al di là della cortina di ferro. È una cosa che dobbiamo ricordare perché alla fondo della concezione della politica di Berlinguer c'era un grande rispetto per la Carta Costituzionale, per i suoi valori. Cioè Berlinguer diceva che valeva l'unità tra i diversi, che bisognava mantenere insieme il patrimonio costruito dalla Resistenza, che il paese non poteva spaccarsi e doveva essere unito su grandi questioni. Un concetto che pare banale, ma banale non è. Poi un altro aspetto che mi piace ricordare di Berlinguer è che senza la figura di Berlinguer e di quel partito in quegli anni, a proposito del caso Moro, non ci sarebbe stata quella che si chiamò la cosiddetta politica della fermezza, il no assoluto ad ogni compromesso, ad ogni dialogo con il brigatismo rosso, che alcuni chiamavano i compagni che sbagliano, ed erano invece i nemici della classe operaia, tant'è che fu proprio un operaio a pagare con la vita il terrorismo. Mi riferisco a Guido Rossa a Genova, che era uno sindacalista della CGIL e un iscritto al Partito Comunista, che venne ammazzato, come vennero ammazzati giudici, eccetera, perché combatteva contro un disegno eversivo. Ma però io vorrei entrare un attimo nell'argomento di quello che è stato l'evoluzione di un movimento politico che è stato il bolscevismo prima e il comunismo successivo, che questo concetto di proporre un'alternativa a quello che era l'economia della società dell'epoca era stato monopolizzato da un paese che usciva dallo zarismo. Cioè un paese di quel genere poteva creare una rivoluzione o era impossibile? Io credo che poi la storia ci ha spiegato che la cosa sarebbe stata impossibile perché non c'erano in Russia non c'erano operai, non c'era una classe che fosse in grado di comprendere quello che diceva Marx. Ma Marx si riferiva a una società già in fase di industrializzazione e quindi avviene una rivoluzione e diventa un monopolio del comunismo la Russia, monopolizza il comunismo, ma non è quello che dice Marx, è un'altra cosa. E ricordiamo che lo sfruttamento delle persone a quell'epoca, che fossero contadini, i kulaki piuttosto che gli operai, sono una cosa terribile.
Cioè, i bambini che andavano, la famosa ciaula che scopre la luna, no? Che lavorava dentro una caverna per tirar fuori lo zolfo per gli inglesi, oppure i bambini che venivano sfruttati nelle fabbriche, bambini parliamo, non di giovani, era una cosa terribile. E allora c'è questa rivolta, ma non si è in grado di organizzare uno Stato capace di accettare la trasformazione dall'agricoltura all'industria, non si riesce a cogliere il momento di trasformazione e di creare un'alternativa a quello che invece era il potere industriale e capitalista dell'epoca. Solo più tardi, col Fordismo, Ford dice: pago meglio i miei operai perché alla fine compreranno più cose e diventerò più ricco anch'io. E diventa un ciclo virtuoso, apparentemente virtuoso. Naturalmente ci porterà a quello che siamo oggi, al totale inquinamento, perché non si può consumare all'infinito. Anche il pianeta ha un limite. Allora, se tu mi aiuti a... No, ma il discorso Philed è corretto. Io vorrei dirlo con parole più povere, andando incontro anche alla necessità di capire meglio dei telespettatori. La rivoluzione d'ottobre, vista con il senno di poi, è molto facile vedere le cose con la saggezza del momento dopo, anche se la saggezza forse non c'è mai in assoluta, ma fu una forzatura rispetto appunto il disegno, le analisi di Marx, che aveva inventato un metodo, ma non certo una ideologia rigida da applicare come una religione ai fatti della storia. Marx diceva che la rivoluzione sarebbe stata matura, coerente, laddove le forze produttive borghesi e la classe operaia fossero state nel capitalismo più mature. Invece, attenzione, il primo compromesso sarebbe stato... Certo, ecco. Esattamente. In Russia questa condizione non c'era, perché la Russia che andò alla prima guerra mondiale era un paese feudale o semifeudale, certo, fatta dai boiardi, gli oligarchi di allora, per capirci, e poi dai servi della gleba. E Lenin, il partito bolscevico, che era una minoranza che si rifaceva al marxismo, trovò spianata la strada dall'incapacità delle forze borghesi di fare la rivoluzione borghese, Kerensky, e fece quello che erano socialisti. Una sorta di colpo di Stato, perché la rivoluzione... Sono socialisti, sì. In quel momento lo zar non c'è più. Certo. E al governo c'è un governo repubblicano con i socialisti, ma non riescono a risolvere il problema. Nel mezzo di una guerra sanguinosa, Lenin e il suo gruppo, il suo partito, erano i più organizzati e quelli che avevano le idee più chiare e presero il potere con poco sangue. I disastri, i grandi problemi avvennero dopo, nel costruire in un paese feudale, ferito dalla guerra, un sistema di tipo nuovo, e poi abbiamo visto come sono andate a finire le cose. Quindi questa cosa, come è stato detto, ha pesato anche nella situazione successiva. Non a caso c'è stato Stalin, non a caso è stato distrutta l'immagine del movimento comunista libertario. Certo, l'Unione Sovietica ha guadagnato molto in immagine positiva ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver sbagliato con il patto Molotov l'illusione dell'alleanza con il patto Molotov-Ribbentrop, è stato certamente il paese che ha dato un tributo più grande di tutti alla liberazione del mondo, quindi alla democrazia. Non ci sarebbe stato l'Occidente che abbiamo oggi certo, con le sue libertà, senza tutti quei morti. Ma era chiaro che poi alla fine si fa i conti con i fenomeni più profondi della storia, cioè dell'economia. Se tu alle masse non dai
non solo pane e lavoro, ma dai anche diritti, dai la possibilità di partecipare davvero alla costruzione della vita di un paese, non ne esci, e l'Unione Sovietica si è dissolta come neve al sole. C'era anche la mancanza di soggetti politici, Diciamo dovremmo parlare di Gorbaciov, dovremmo parlare di quel fenomeno che si chiamò Eltsine, che è il padre, certo, il padre di questo Putin, ma stiamo parlando di Berlinguer. Sì, certamente, ma appunto Berlinguer aveva capito che c'era un problema, che non poteva essere il modello sovietico, Lo aveva il comunismo. chiamato fine della spinta propulsiva rivoluzionaria nata nell'ottobre del 17. Una definizione estremamente precisa. Sì, il compromesso storico vuol dire non facciamo la rivoluzione, cerchiamo di mettersi d'accordo e fare un progressivo diciamo, apertura verso un mondo che può essere costruito in maniera diversa. Questo è il fondamento. E c'era anche qualcosa di più Ma gli americani non volevano. italiano, Sì, certo. cioè il compromesso tra le grandi forze popolari, che in Italia significava le forze di origine, di orientamento socialista, di sinistra, comunista o socialista, con il mondo cattolico. E già prima di Berlinguer, per dare a Cesare quel che è di Cesare, noi che non siamo più bambini lo ricordiamo, questa cosa c'era anche nel pensiero di Palmiro Togliatti, che aveva sempre la tentazione, la forza, lo sforzo di parlare al mondo dei cattolici, come aveva insegnato Antonio Gramsci. Quando Togliatti torna in Italia dall'Unione Sovietica sa perfettamente come funziona l'Unione Sovietica, quindi non ha fatto a sufficiente esperienza per non accettare quel sistema. Poi naturalmente la guerra fredda crea due blocchi e quindi sarà di conseguenza. Però il compromesso sarebbe stato una buona strada per arrivare alla soluzione. Gli americani ne avevano un'altra perché era Solidarnosc, perché era Papa Wojtyła, e quindi seguono quella strada che sicuramente... Stiamo dicendo che Moro non lo hanno ucciso, lo hanno fisicamente ucciso i brigatisti, ma in realtà è stato ucciso, liquidato politicamente, da una concezione del mondo che non tollerava che ci fosse nel centro del Mediterraneo un paese diverso, indipendente dai blocchi. Anche se Berlinguer aveva accettato il blocco dell'Occidente. Certo, tu ti riferisci ad Aldo Moro, la morte di Aldo Moro, sì, ma lì mi provochi una situazione che è abbastanza complessa. Gli Stati Uniti avevano capito per affrontare l'ideologia bisognava mettere di fronte un sistema religioso, e lo fanno in Persia con Khomeini e lo fanno in Italia con Papa Giovanni Paolo II, perché il Papa precedente non era in grado di farlo, quindi ebbe un papato molto breve. Prima c'era stato però Giovanni XXIII, che anch'egli è stato un fenomeno non di poco conto, nel tentativo di spezzare le rigidità dei blocchi contrapposti. Ma diciamo il Concilio Vaticano II è la chiusura di un periodo molto difficile per la Chiesa, e quindi bisognava, anche questo è un compromesso storico all'interno della Chiesa, cioè trovare l'unione di tutte le religioni e smetterla una volta per tutte di arrivare a un conflitto religioso, cosa che è stata la Seconda Guerra Mondiale con Ante Pavelic, con la conquista delle colonie, la strage che hanno fatto dei cristiani copti Mussolini in Eritrea e in Somalia. Quello era stato il generale Graziani prima. Sì, ma è così in Libia, eccetera. Quindi c'è dietro la guerra coloniale, la Seconda Guerra Mondiale, c'è una crociata, e naturalmente questa situazione andava chiusa definitivamente e aperto invece un abbraccio con tutte le altre religioni, cosa che sta facendo ancora la Chiesa adesso.
Giovanni XXIII ebbe questa capacità e questa volontà di farlo e ci riuscì. E poi naturalmente le cose non è che cambiano un giorno per l'altro, e quindi c'è un'evoluzione lenta e continua, e in questo senso abbiamo un Papa anche oggi. Ma torniamo al nostro Berlinguer. Che cosa ha insegnato ai giovani? Beh, io vorrei anche richiamare la nostra attenzione, perché io, devo dire, ne fui molto colpito e ciò mi spinse ad andare a leggere, a studiare molto, anche sul contributo non di poco conto che Enrico Berlinguer diede all'Europa. Noi parliamo tanto in questi giorni, giustamente, dell'Europa e della necessità che l'Europa acceleri il suo ruolo, abbia più sovranità rispetto alla sovranità degli stati nazionali, perché il nazionalismo è la grande piaga del nostro tempo, di questi ultimi 2 secoli. Beh, Berlinguer non solo fece lo strappo con Mosca, ma anche cambiò la politica del comunismo internazionale. Berlinguer era il segretario del Partito Comunista più grande, più forte elettoralmente e democraticamente del mondo occidentale. Cambiò l'atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea. Certo. E il segno emblematico di questo cambiamento, perché quando ero ragazzino io, ma anche quando eri ragazzino, l'Europa dei padroni, dei monopoli, eccetera, eccetera. E invece fece vedere che poteva esserci un'altra Europa, l'Europa dei lavoratori, l'Europa dell'unità contro i grandi monopoli che cominciavano già a diventare più forti degli stati nazionali, e la forza anche della unione parlamentare. Infatti in quegli anni ci furono le elezioni dirette per la prima volta del Parlamento europeo. Prima erano i parlamenti nazionali che eleggevano i propri rappresentanti al Parlamento europeo. E Berlinguer fece un gesto mai ricordato, nemmeno in questi giorni a sufficienza, del centenario della nascita e del 38° anniversario della morte a Padova, e chiamò a entrare nelle liste del Partito Comunista. La parola Partito Comunista aveva sempre un effetto sconvolgente a quei tempi, e chiamò un personaggio come Altiero Spinelli, l'uomo che consideriamo il padre dell'Europa con il suo manifesto di Ventotene. Spinelli, che era stato negli anni 30, era stato comunista, se ne andò perché era contro lo stalinismo, diventò anche il rappresentante dell'Italia nella Commissione europea e venne designato da Berlinguer come proprio parlamentare indipendente al Parlamento europeo. L'uomo che ci ha detto e continua a dirci: cari europei, dobbiamo diventare maturi, dobbiamo darci una politica estera comune, un esercito comune, una giustizia comune, dobbiamo insomma costruire gli Stati Uniti d'Europa, cosa molto ma molto difficile, ma è l'unica strada idealmente, filosoficamente, politicamente possibile, che possa rappresentare una speranza per tutti noi, specie in questo momento così drammatico dove siamo tra la padella e la brace. Certo, certo. Ma ancora oggi la Russia dimostra che non è in grado di gestire certi passaggi, e quindi purtroppo è la dimostrazione che questo partito, che è nato in Russia, se fosse nato in qualche altro paese probabilmente avrebbe una fisionomia diversa il Partito Comunista, ma di sé e di ma non si fa la storia. Certo. Grazie dell'intervento. Grazie a voi. Grazie ad Elio Ormano per essere stato con noi, per averci aiutato ad approfondire la conoscenza di una figura così importante come quella di Enrico Berlinguer, per 12 anni segretario del Partito Comunista Italiano. Adesso
Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità, dopodiché torniamo e affronteremo un altro tema sicuramente anche di attualità, perché parleremo del congresso di Vienna. Torneremo dunque al 1815 e ricostruiremo un pochino le vicende politiche e militari che hanno portato a questo congresso, alla quale poi alla fine l'Europa ne riuscirà ridisegnata e restaurata, come si usa dire, ma ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.